Smeralda possiede 5 antenne con vari aerei, di cui 3 direttivi a Panama, orientati rispettivamente in direzione del Nord America, del Sud America e del Regno Unito. Questa colossale torre di 270 metri di altezza è l'antenna della nuova grande stazione di Roma. L'installazione sul quale si appoggia l'antenna sostiene un peso di oltre 400 tonnellate. Grazie a questa stazione, i 2 programmi nazionali della radio italiana potranno venire irradiati con una potenza di 120 kW ciascuno su 2 onde medie differenti ed essere ricevuti contemporaneamente in tutta l'Europa e in gran parte degli altri continenti. Gli italiani, parti attraverso il mondo, potranno così ascoltare la voce della patria e insieme ad essi gli ascoltatori stranieri udiranno l'eco dei riferimenti del pensiero e delle opere dell'Italia. Ecco che ora la dimensione della torre di Roma Santa Paola, dal banco centrale per mezzo di costranti e volatili automatici, si può mettere in funzione ed arrestare tutti gli organi di popolazione. Questa è una delle grandi valvole di potenza della stazione. Per il suo raffreddamento esige circa 200 litri di acqua fredda e vengono forniti da uno speciale impianto refrigerante. Una di queste valvole costa oltre 60 milioni. Il suo peso supera i 150 kg e per spostarla bisogna fare, come avete visto, una manovra abbastanza complicata. Ecco il circuito di accoppiamento di potenza, al quale l'alta frequenza modulata va alla cabina di sintonia e quindi all'aereo. Tutti i complessi macchinari che avete veduto sono stati completamente fabbricati in Italia da ingegneri e da maestranze italiane. Sul banco di comando esiste una serie di apparecchi di misura che permette in ogni istante di controllare il normale funzionamento del trasmettitore e alla quale fa capo una complicata rete di catene. L'energia a 20.000 volt fornita dai rettificatori che alimentano i generatori della stazione viene filtrata in questi grandi condensatori. Il palazzo dell'Elia il collegamento in relè delle stazioni che trasmettono lo stesso programma ha nuovo per mezzo di complesse reti frontali enormi attraverso una grande rete di cavi telefonico-musicali di circa 9.000 km. Lungo la rete sono dislocate più di 50 stazioni di amplificazione e di controllo permanente. 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 Controllo. Controllo. Permanente. Controllo. Controllo.
Altoparlante, parlante, 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 altezza. Altoparlante, parlante, 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 arco elettrico.
pietre focali, pozziamo furiosi contro il duro metallo della realtà, innamorati della scintilla. Siamo pietre focali, cozziamo furiosi contro il duro metallo della realtà, innamorati della scintilla. Shake!
Silenzio.